questo è l'acceleratore, vedi adesso è il minimo, la motopompa è già carica, tu poi piano piano, perché devi sempre controllare la manichetta che sia sempre in azione piena, che non faccia curve, in modo che l'acqua esca tranquillamente senza strozzare. Lo scopo di questa giornata è semplicemente che tutti i comuni, da Nervesa alla Battaglia a San Zenone, a Pederoba, tutti, e i vari volontari conoscono i materiali, i mezzi, le attrezzature in caso di alluvione, in caso di svuotamento delle cantine, e non solo, che tra squadre si scambino e si conoscano. Per quando siamo in emergenza, oggi siamo 144 persone, abbiamo gruppi tantissimi, di tutta l'area montegliana e anche fuori dall'area montegliana, e questa prova serve soprattutto per testare la praticità e gli operatori nell'uso delle motopompe idrovore e idrovore ad alta pressione, gruppi elettrogeni e quant'altro in emergenza, discorso alluvionale, ecco. Queste sono attività che facciamo costantemente. Quest'anno, l'anno scorso non è stato possibile per il discorso Covid. Oggi la Regione ci ha lasciato un'autorizzazione speciale per fare questa formazione e esercitazione pratica. E come vedete siamo ben distanziati, la gente non può assolutamente venire dentro, è tutto recintato come un'area di cantiere. Tutti i volontari, preciso, sono tutti vaccinati, quindi una gran cosa che tutta la gente che è qui sono tutti anche vaccinati e sono tutti formati. Se vedete hanno tutti quanti, a parte me che vado avanti e indietro, hanno l'elmetto, imbragature, guanti, DP di sicurezza e quant'altro, ecco. Quindi è una gran cosa oggi questa. Beh, prossimo appuntamento delle esercitazioni è un po' difficile perché noi siamo tutti presi, vari comuni col Covid, l'assistenza agli anziani, trasporto di materiale, distribuzione di mascherine e quant'altro. Oggi siamo riusciti a un po' tutti a essere disponibili per fare sta roba e per fortuna la Regione ci ha concesso, perché siamo in area arancione, se fosse rossa non si poteva, a fare questa piccola manovra, insomma, di soccorso, chiamiamola così, addestrativa. Ecco. È stato un anno veramente sì, molto impegnativo per la protezione è stato civile. Un anno e non è ancora finita perché siamo impegnati, vari gruppi sono impegnati ancora nel discorso dei vaccini, nel discorso delle tende negli ospedali, il discorso del triage nei pronto soccorso, cioè abbiamo un'infinità di attività. Ad esempio una tra le cose, ad esempio il giorno di Pasqua c'era la corsa Trofeo Piva Internazionale di Ciclismo a Col San Martino, eravamo tutti impegnati lì, peccato che era il divieto di pubblico col Covid, però sono riusciti a farla, bravi anche loro perché è stato un impegno economico e anche non da poco organizzativo. Noi nel periodo che abbiamo avuto solo di ospedale abbiamo fatto 35.000 ore gratuite, se li dividiamo per 10 euro a luna sarebbero 350 milioni. Quindi devo ringraziare che proprio durante la pandemia abbiamo avuto dei contributi da signori privati e anche da enti religiosi che hanno potuto acquistare mezzi, materiale e la fornitura di pasti alle persone che avevano bisogno, che non erano a casa senza forniture, ecco, per il discorso Covid.